Cari telespettatori, rieccoci insieme e le dirette riprendono anche naturalmente con la C Agricoltori di Padova, ma non soltanto, poi ci sarà anche Veneto. Con noi comunque a rappresentarla c'è Maurizio Antonini, direttore C a Padova e direttore C a Veneto. Ben ritornato qui con noi, direttore. Buongiorno a lei, buongiorno ai nostri telespettatori. Doveroso farle, riprenderle proprio con l'agricoltura in primis, proprio all'inizio del nostro appuntamento che diventa costante e rinnovato. Perché? Perché l'agricoltura è sempre stato un settore strategico, ma anche quest'estate ne ha subite un po' di vicendevole avversità, situazioni tali per cui fanno fare delle riflessioni. A livello di materia prima, settore agricolo generale mondiale, abbiamo avuto un'impennata dei prezzi anche rilevanti in aumento per quel che riguarda il mangime del bestiame, per esempio dell'allevamento, è stato segnalato un po' a livello mondiale. Andiamo con lente di ingrandimento nel nostro territorio e vediamo un po' quali sono i comparti che ne hanno risentito dei cambiamenti climatici in generale in modo positivo, quelli che invece ne hanno risentito in modo positivo e negativo, anche perché c'è stato qualcosa di negativo. Cosa è successo, cosa sta succedendo, una panoramica un po' in generale, alla luce anche dei dati che sono emersi da Veneto Agricoltura e da altre indagini che anche voi avete condotto. Beh, guardi, gli eventi climatici hanno ridotto in maniera importante le produzioni agricole, sia per quanto riguarda i seminativi, quindi il mais, la soia, ma anche le colture frutticole, anche le culture vitivinicole per le gelate di aprile, le gelate tardive di aprile che hanno provocato grandi perdite per quanto riguarda la produzione frutticola. Quindi quel 7-9 aprile sono stati micidiali sia per il settore frutticolo e per il settore orticolo, ma anche per un altro settore per noi strategico, per noi molto importante, che è il settore apicolo, le api, e quindi tutti i nostri apicoltori hanno avuto una riduzione quasi dell'80% per alcune produzioni di miele come quelle di acacia, e quindi un settore, quello del miele e degli apicoltori, in crisi economica, ma anche in crisi di prodotto, e quindi non hanno più le api che fanno il prodotto e quindi la produzione. Oltre a tutto quanto questo abbiamo avuto anche riduzioni per quanto riguarda il settore vitivinicolo, però ecco, vede, sul settore vitivinicolo a volte quelle riduzioni giovano alla produzione, giovano alla qualità del prodotto che andiamo a fare. Abbiamo avuto sicuramente una perdita sui bianchi pari circa il 20-25% su alcune aree anche nostre del Padovano, dell'area dei Colli Ugani, ma nel contempo abbiamo migliorato la qualità del prodotto. Oggi stiamo vendemmiando, vediamo qualità importanti sui bianchi e quindi siamo molto contenti della qualità, e quindi ci auguriamo che ci vengano corrisposti i dovuti contributi, il dovuto riconoscimento economico per... Io vedo qua i vostri dati, la glera che è coltivata nelle zone di pianura, che è una specialità dei bianchi, non lo conosco. Sì, ma guardi, glera è il vitigno del Prosecco. Ah, ecco, il nome Prosecco, ho toccato la cosa. L'ha toccato proprio... Adesso lo tocchiamo, infatti. Qua segna un meno 20%, no? Si allaccia al discorso del Prosecco, che proprio di questi giorni, che c'è Noi dobbiamo difendere il nostro prodotto, dobbiamo difendere... Cosa è successo? Noi dobbiamo difendere il nostro Made in Italy. Noi abbiamo avuto un marchio, un certificato che è la DOC Prosecco, con un'intuizione che è stata fatta appunto del Veneto. Oggi quel marchio, quel Prosecco lo ci vogliono copiare, quindi noi dobbiamo... C'è il Prosec. Esatto, e quindi noi Prosec che è della Croazia, giusto? Prosec è della Croazia, ma qualche altro bel paese copiano i nostri prodotti per quanto riguarda il Made in Italy. Quindi noi dobbiamo difendere i nostri prodotti, dobbiamo difendere il Made in Italy non solamente a livello europeo ma anche a livello mondiale. E quindi il parmigiano reggiano, il nostro formaggio, il prosciutto crudo di Parma, il San Daniele, vanno difese le qualità e il grande valore dei nostri prodotti agricoli, compreso quindi il Prosecco. Oggi la battaglia viene spostata sul Prosecco a livello comunitario con la Comunità Europea, e quindi noi su questo tutti i nostri
nostri eurodeputati, il governo italiano sta facendo massa critica per contrastare questa possibilità di far denominare il Prošek anche altri paesi europei. Ma perché proprio di oggi, di questi giorni, il problema del Prosecco, per cui il Nord-Est si è sollevato dicendo danni ingenti a livello internazionale? Perché l'Unione Europea ha permesso una denominazione del genere? Perché no, non è stato ancora trasmessa, è stato solamente segnalato all'interno dell'ordine del giorno della Commissione Europea. Quindi nel momento in cui c'è all'ordine del giorno la denominazione del Prošek, chiaramente più avanti si va, più si va a legittimare questo prodotto e quindi si va a discutere di questo. Ma già nel 2013 i nostri amici croati avevano fatto questo, ma noi siamo intervenuti, le organizzazioni agricole sono intervenute, lo Stato italiano è intervenuto per contrastare questo e ci siamo riusciti. Adesso ci riprovano e noi in maniera corretta ci riproveremo ancora anche noi a contrastare tutto ciò. Abbiamo un aumento del 48% degli acquisti da parte degli Stati Uniti proprio del vino Prosecco italiano e si teme che venga scalfita notevolmente se viene incentivato questo Prošek non nostrano. Assolutamente sì, ma guardi, il problema del Prošek è proprio questo, il problema del Prosecco è proprio questo, che molti paesi oggi ce lo vogliono copiare perché è diventata un trend, cioè oggi avere il Prosecco e ordinare il Prosecco a tavola è diventato un trend e quindi un marchio garantito, ma noi ci siamo spesi decenni per garantire un marchio che vuol dire un territorio. Ricordo che abbiamo il riconoscimento dell'UNESCO e quindi abbiamo la caratterizzazione anche dei vitigni nostri, abbiamo valorizzato la produzione del nostro territorio, abbiamo valorizzato la produzione di un prodotto all'interno di questo e quindi per questo motivo dobbiamo difendere con le unghie, con tutto quello che noi abbiamo, il nostro prodotto principe che è quello del Prosecco. Quindi voi vi combatterete con le altre, immagino, associazioni di categoria e a livello regionale in tutti i modi perché venga mantenuto, perché ci sia una distinzione insomma tra Prosecco e Prošek. Perché... No, guardi, non c'è deve essere nessuna distinzione, il Prosecco è Prosecco e il Prošek è un'altra cosa, e quindi il Prošek non deve essere denominato Prošek ma un altro vino che lo possono tranquillamente denominare come glera o come altro vitigno, ma il Prosecco rimane Prosecco. Prosecco è una garanzia, ripeto, è un territorio, ci siamo spesi tutti per valorizzare non solo il territorio, gli agricoltori e quel prodotto. Nella nostra zona, nel Padovano, dove si trova il glera? Nel glera, noi nel Padovano abbiamo anche il Selprino. Nei Colli Ugani abbiamo una denominazione del glera che è il Selprino viene sempre dal vitigno glera e quindi sempre del Prosecco. Il glera e quindi la denominazione del vitigno poi determina anche la tipologia del vino che noi andiamo a fare. Il Selprino è un ottimo vino dei nostri Colli Ugani, è un Prosecco e quindi un vino frizzante molto buono, caratteristico di un'area importante che è un'area vulcanica e quindi va valorizzato quel tipo di vitigno e soprattutto quel tipo di vino che i nostri viticoltori del nostro Padova stanno facendo in maniera egregia. Siccome ci hanno chiesto di fare anche cultura dell'agricoltura, durante quest'estate sono arrivate delle mail dicendo interessante dare attualità, ma ogni tanto diamo anche istruzioni per l'uso, facciamo cultura, insegniamo. Allora, i vitigni glera, quelli che poi porteranno alla produzione del Prosecco, che caratteristica ha l'uva? Come fa a dire, guarda, quello sarà Prosecco, quello è un glera? Per chi non se ne intende, questi piccoli insegnamenti. No, guardi, è solo una denominazione, cioè noi oggi per fare Prosecco abbiamo necessità di rivendicare il Prosecco e quindi avere la possibilità di utilizzare quelle quote che il consorzio di vini DOC ci danno e quindi noi facciamo la piantumazione del glera per poi trasformare quel vino sempre in vino frizzante, però a un certo punto quel vino o diventa Prosecco e quindi ho la denominazione e quindi ho l'autorizzazione da parte del consorzio, oppure lo devo vendere come vino frizzante che è un'altra cosa, oppure lo devo vendere come Selprino che è anche quello un vino importante dei nostri Colli Ugani. Ah, quindi è una questione di denominazione, non è che dall'origine... Assolutamente, è solo una questione di denominazione per valorizzare e comunque valorizzare appunto il marchio, ma soprattutto per tenere controllato anche la produzione, perché più quantità si fa, più è difficile poi mantenere questa quantità, ma soprattutto la quantità deve andare a braccetto anche con la consumazione di quel prodotto, perché altrimenti
il Prosecco determina una riduzione del prezzo. Però io ho qui un più 115% Stati Uniti durante il periodo di lockdown, no, Stati Uniti, Russia, aumento persino della Francia, 2 cifre delle richieste dell'importazione della Francia, che non mi sembra una cosa malvagia, visto che è più 32%. Molti altri paesi emergenti oggi stanno sempre più individuando il Prosecco, tant'è che oggi la Regione Veneto, proprio nel mese scorso, ha deliberato che per quanto riguarda il 2021 vi è la possibilità di denominare altri 6.200 ettari di glera a Prosecco, e quindi abbiamo la possibilità nel 2021 di dare una produzione maggiore su questo. Ovviamente, quindi soddisfare queste esigenze? Certamente sì, ma ovviamente tutto questo deve essere controllato dal consorzio di denominazione della DOC Prosecco. Perfetto, abbiamo la pubblicità, poi commentiamo questi dati positivi, perché abbiamo una buona produzione di Pinot Grigio con una diminuzione non rilevante, una piccola variazione nell'area di pianura del 20%, ma per il resto la buona produzione, nessuna variazione del Moscato giallo rispetto al 2020, il Merlot è un dato in crescita del 10%, mentre il Raboso una riduzione del 50%. Questo dovuto a una situazione meteo non del tutto favorevole. Per chi, per come, per cosa, per quando, poi vediamo se ci sono anche degli aiuti e dei supporti, parliamo anche di altri settori, altri comparti, tra poco dopo la pubblicità.